In 3 minuti il TG del quotidiano La Nazione Siciliana. Cateno De Luca si candida per il 2027. Il sindaco di Taormina e leader del Movimento Libertà conferma il suo obiettivo di fare il governatore della Sicilia nel 2027. Intanto intende essere il leader di un movimento civico nazionale che parta dal meridione e metta insieme le forze antisistema. Pericoloso populismo senza idee a 360 gradi. Schlein è il grande investimento per il futuro. La segretaria nazionale del Partito Democratico a Catania ha detto che la Sicilia merita un grande investimento per il futuro e finalmente siamo d'accordo con lei, ma un grande investimento per il futuro non può che essere il ponte sullo stretto e i siciliani lo meritano, che ne dica il PD. Capitano Ultimo, pericolose parole in libertà. Togliere il diritto di voto e impedire l'accesso al mondo del lavoro ai parenti e affini di primo e secondo grado dei mafiosi, a meno che non dimostrano di aver chiuso con i loro familiari mafiosi condannati. Questa l'agghiacciante proposta di Sergio Di Caprio, conosciuto come Capitano Ultimo, candidato con Cateno De Luca. Qualcuno gli faccia avere una copia della Costituzione. Turisti in aumento in Sicilia, più 17%. Nel 2023 sono arrivati in Sicilia 5.700.000 turisti che hanno pernottato per 16.800.000 notti con un aumento percentuale del 17,1%, terzi per aumento percentuale dopo Lombardia e Lazio e ottavi in valore assoluto, ma si può fare ancora molto di più. Amministrative in tempo reale. Per chi volesse seguire in tempo reale i risultati delle elezioni amministrative dei 37 comuni siciliani chiamati al voto, la Regione fornirà tutti gli aggiornamenti sul portale www.elezioni.regione.sicilia.it. Gli scrutini delle comunali inizieranno lunedì alle ore 14. Borse di studio Federico II. La Fondazione Federico II ha indetto un bando per 25 borse di studio da 2.000 euro per studenti che quest'anno conseguiranno un punteggio di 100 centesimi agli esami di maturità e 50 borse di studio da 500 euro per studenti che conseguiranno un punteggio tra 90 centesimi e 99 centesimi. Si richiede un ISEE inferiore ai 25.000 euro e un elaborato scritto di non oltre 7.000 battute. Graduatoria viticoltori Vendemmia Verde 2024. Pubblicata la graduatoria definitiva delle domande ammesse per l'accesso agli aiuti previsti dalla campagna Vendemmia Verde 2023-2024. Il bando ha una dotazione finanziaria complessiva di 11 milioni di euro. A ricevere il sostegno economico saranno 2.285 aziende siciliane per un totale di superficie vitata di 4.720 ettari. Oggi è tutto. Per l'informazione del quotidiano La Nazione Siciliana, il nostro sito www.lanazionesiciliana.eu.